È un legame antichissimo quello tra Venezia e il suo carnevale, due facce della stessa medaglia, lo ricorda il delegato del sindaco alle tradizioni Giovanni Giusta, proprio nel giorno dell'apertura. Non da Piazza San Marco, cornice abituale, ma tutto via web, sul digitale, per non abbassare la guardia nella lotta contro la pandemia. Venezia e il carnevale, o meglio, il carnevale veneziano, qualcosa che tutti conosciamo, straordinaria, ed è difficile pensare o slegare Venezia dal suo carnevale, ma purtroppo è quello che sta forzatamente accadendo quest'anno. Non ci saranno eventi in presenza, che naturalmente sono il cuore della festa, ma Venezia non vuole perdere il legame con la sua storia. Sarà il carnevale del 2021, il carnevale veneziano sarà virtuale. Andremo a ripercorrere quelle che comunque sono le fasi più conosciute e le fasi sicuramente anche più importanti e che maggiormente lo rappresentano. Ci saranno degli eventi dove potremo comunque compartecipare. Dalla sfilata delle Marie alle stanze virtuali, dove ci si potrà iscrivere online per poi far divertire i bambini da remoto. L'attenzione è però già rivolta anche al prossimo anno. Ci rifaremo, io non sono certo, ci rifaremo. Invito tutti a collegarvi online, saremo sicuramente tanti, andiamo a non perdere la memoria, ma quantomeno a testimoniare che comunque sia anche virtualmente, ma faremo anche quest'anno il nostro carnevale.